Buonasera a tutti e benvenuti all'ippodromo del Savio di Cesena. Sta per cominciare la seconda giornata dell'anno, seconda notturna di questa stagione che sta iniziando. Si comincia con una prova per i gentleman del trofeo Gentleman for Life, quindi anche iniziativa benefica da parte dei gentleman che partecipano. 8 cavalli al via, una corsa incerta. Delizia di Casei, Demonio di SE sono i co-favoriti, numero 1 e numero 8. Macchina inizia a muoversi, andiamo a leggere il campo dei partenti. All'1 Delizia di Casei, Cristiano Pepponi. 2 Donatello, Giovanni Ghirardini. 3 Dallas dei Greppi, Nicola Del Rosso. 4 Dursamore SM, Giuseppe Leanza. 5 Draxuba, Matteo Zaccherini. 6 Dylan di Dario, Stefano Lago. 7 Dina Vald, Michela Rossi. 8 Demonio DSE, Filippo Monti. Allenamento che inizia a completarsi lungo la piegata di sinistra. Ricordiamo che è una corsa per 4 anni, vincitori di 18.000 in carriera, e si corre senza la frusta. Si ritrae Dylan di Dario e si parte con la lotta per il comando. È veloce dal largo Draxuba, che cerca di prendere iniziativa, ma al suo interno è più veloce Dallas dei Greppi, che si installa al comando nei confronti di Donatello, il quale a sua volta ha scavalcato Delizia di Casei, che rimane terza in corda, mentre è di fuori Draxuba, seconda pariglia esterna per Demonio DSE, il quale precede Dylan di Dario. Alla retroguardia si è sistemato Dursamore SM15 per il primo ottavo di miglio, con Dallas dei Greppi che ha preso la testa e ora cerca di rallentare. Draxuba nella scomoda posizione allo scoperto, ovviamente non ha interesse a far implementare il ritmo al battistrada. E allora Nicola Del Rosso si permette una prima frazione di gara parecchio tranquilla con il suo figlio di Paccia dei Greppi, che va a completare i 600 metri in 46,9. A questo punto c'è la mossa esterna da parte di Demonio DSE, che parte alla carica e va a passare addirittura nei confronti di Dallas dei Greppi. Quando siamo a 800 metri dalla conclusione è in vantaggio Demonio DSE, una frazione in 14,3 davanti alle tribune gli ha permesso di prendere la testa. Dallas dei Greppi non tiene il contatto, Donatello rimane in terza posizione, è sempre chiusa Delizia di Casei, che non può andare ad inseguire Demonio DSE, che allora cerca la fuga a palo lontano. 1,16,3 il chilometro di Demonio DSE. Muove ora Delizia di Casei, che deve recuperare almeno 25 metri alla testa. Demonio è in fuga, gli mancano 400 metri alla conclusione, fa 14,3 la retta di là, 1,36,102. Demonio DSE in vantaggio, Delizia di Casei che trova la pedalata giusta, prova ad andarlo a riprendere. L'operazione non è affatto facile, ma ci prova Cristiano Pepponi. Filippo Monti in fuga, la piegata passata in 15,2, la retta arrivo per Demonio DSE che è in vantaggio, ancora 3 lunghezze nei confronti di Delizia di Casei che prova a spostare al largo. Demonio è in vantaggio, Delizia che ci prova, ma Demonio DSE ha rubato il tempo a tutti e vince netto, con Filippo Monti che esulta. Seconda Delizia di Casei, al terzo posto Dursamore SM. 1,14,9 il ragguaglio cronometrico, 29,7 ad arrivare. 1,14,9 ragguaglio cronometrico. Filippo Monti in salchia Demonio DSE. Lorenzo Baldi lo allena per i colori della scuderia Brown. La vittoria del figlio di Ruti Griff e Patrizia DSE, nonostante il rientro alle competizioni dopo un piccolo stop, si impone nettamente nei confronti di Delizia di Casei, che è nettissima seconda. Gli altri finiscono molto più distanti, con l'ottimo arrivo da parte di Dursamore SM per prendere la terza moneta.